Oggi, sabato 5 giugno 2010, è stata inaugurata nella suggestiva galleria di Cale Pescheria a Portogruaro la prima mostra fotografica di Laura Zambelli intitolata La mia sete d'Africa. All'evento hanno partecipato numerose persone di tutte le età ansiose di vedere la prima personale di questa giovane fotografa portoguarese che al proprio talento unisce anche una notevole bellezza. Tra gli invitati c'erano l'ex sindaco della città dell'Emene, Gastone Rabacchin, l'attuale vice sindaco Luigi Villotta, nonché gli amici del circolo fotografico El Bragosso di Caorle. La giovane artista portoguarese, attraverso una quarantina di scatti fotografici, ci conduce a scoprire ritmi e storie di civiltà estremamente diverse dalla nostra, un viaggio attraverso il sud del Marocco, una terra piena di incanti e di luoghi remoti non toccati dal progresso umano. Questa mostra rappresenta un mio viaggio solitario, un viaggio con zaino in spalla e macchina fotografica, un viaggio non casuale, un viaggio desiderato e scelto. Ho scelto l'Africa, una terra che sento mia, una terra che da sempre ha evocato nei viaggiatori un profondo senso di riconoscimento e un'esplicabile necessità di ritornare. Ed è così che è stato anche per me. Dopo tanti anni sono ritornata per dedicargli tutto questo. L'Africa è una parte integrante di me. Con lei e grazie a lei vedo, sento e respiro la vita in maniera diversa. L'ho scoperta una decina di anni fa e si è fermata dentro di me. Ho ascoltato i suoi grandi silenzi, ho ammirato le sue distese di sole e di sabbia, ho visto un cielo illuminato da milioni di stelle, ho sentito il suo profumo e ho scambiato sorrisi con bambini dagli occhi pieni di speranza e di sogni. È una terra che attrarrà sempre coloro che sanno ancora sognare. Per me è il terzo mondo ricco di persone la cui povertà non è nello spirito, dove le tradizioni e le radici sono davvero importanti, dove i valori familiari contano, ricca di panorami interminabili a perdita d'occhio, è una terra antica, dove i sentimenti si dimostrano ancora con candore. Con questi scatti fotografici ho voluto raccontare ciò che mi ha colpito nel cuore, ciò che mi ha creato un'emozione, perché la fotografia per me è musica, è poesia, è intimità, è sentimento. Il mio viaggio è partito da Marrakech in direzione del profondo sud marocchino, in fuoristrada, attraverso le piste sterrate, fino a raggiungere le vaste distese sabbiose del Sahara ai confini con l'Algeria, tra oasi e casbah, tra villaggi e carovane di dromedari, ma soprattutto tra gli occhi e il sorriso delle persone che ho incontrato. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto in questo mio progetto. Grazie